Celeste Rugby, che festeggia i suoi primi 40 anni in pompa magna e con tanto entusiasmo, soprattutto da parte delle vecchie glorie, con un programma ricco di eventi che si svolgeranno durante tutto l'anno. Questa iniziativa ai 40 anni di Rugby a Este è nata perché c'è stata la volontà di ricordare i primi pionieri del rugby a Este, appunto nel lontano 1962 sotto il segno dell'oroscopo dell'Ariete. Per quello il nostro segno dell'Ariete ci saranno in questo periodo, che va dalla prima partita con l'IC, squadra gemellata inglese, fino a settembre inoltrato, in cui ci sono svariate iniziative che vanno da partite, che vanno da concertini all'interno delle partite ai famosi terzi tempi, un dibattito in sala San Rocco il 1° di giugno con una mostra retrospettiva, questo dibattito con personaggi dello sport, da allenatori della nazionale francese e della nazionale italiana. Questa è la prima targa del Rugby a Este, che era appesa di fronte ai giardini come sede provvisoria. Questa è la prima foto di una partita fatta con il Tosimobile Rovigo. La società qui a Este è nata così: alcuni giocatori del Tosimobile Rovigo che abitavano a Este, appassionati di rugby, hanno portato il rugby qui a Este. La prima partita è stata fatta nel 1972 col Tosimobile Rovigo. Quest'anno, il 27 di aprile, verrà ripetuta con alcuni giocatori di quell'epoca. Il futuro del rugby di Este viene sicuramente dal vivaio, come ci ha spiegato il presidente della società Fabio Ferro, che ha anche illustrato gli obiettivi degli Arieti. Il futuro lo vedo sempre roseo, anche perché il nostro bene più importante sono i bambini. Noi lavoriamo perché loro si possano divertire e quindi fa forte la società questo. Noi abbiamo circa un 120 iscritti di ragazzini che vanno dagli 8 fino ai 16 anni. Poi abbiamo l'Under 20 e poi abbiamo il grande gruppo degli Old che ci sta dando da sempre una grandissima mano, e quest'anno proprio loro hanno organizzato il 40ennale di questa nascita di questa nostra società, più che altro del gioco da rugby a Este. Il rugby è uno sport adatto a tutti, sia bambini che bambine. Per questo motivo stiamo facendo sempre una grande campagna promozionale proprio per aderire e far aderire sempre più possibile i ragazzi a questo sport, che è uno sport di squadra, quindi uno sport molto formativo. Noi dobbiamo ringraziare negli anni gli sponsor che ci hanno sostenuto e che ci sostengono tuttora: la Domina, carrozzeria di Padova, e la Unifrutti, una multinazionale che ci sta sostenendo, oltre a tutti gli sponsor più piccolini che ci gravitano attorno. Tutta la città di Este è pronta a festeggiare i suoi rugbisti. Lei è assessore allo sport e anche ex giocatore, quindi è una bella soddisfazione arrivare ai 40 anni del rugby di Este. Certo, anzi, e vederla come sta rinascendo dopo 40 anni, ancora con l'entusiasmo che avevamo noi all'inizio, grazie agli atleti che hanno cominciato a far fiorire il seme del rugby qua a Este e lo stanno portando avanti veramente in modo esemplare. Celeste Rugby, e ci sarà ancora per tanti anni, con l'entusiasmo che caratterizza vecchi e giovani arieti. Celeste Rugby vi aspetta in campo!